Italbonta SRL di Codevigo in provincia di Padova e nel 2024 ha generato circa 12 milioni di euro di fatturato. Vi chiedo dunque di continuare a lavorare come avete dimostrato di saper fare in questi 60 anni, sempre vicino alle imprese venete che raccontano al mondo la splendida storia del Made in Italy, in grado di rendere orgoglioso ciascuno di noi. Grazie e buon lavoro, il ministro Adolfo Urso. Permettetemi anche di salutare il professor Magatti della Cattolica di Milano, editorialista anche del Corriere della Sera, che oggi ci intratterrà col tema che è oggetto del nostro. L'economia correva avanti e siamo entrati in una terza fase in cui, non c'è più queste espansioni, non ci sono più, è tutto molto più complesso, è tutto molto più complicato. Allora tu devi creare le condizioni che sono dentro l'impresa e intorno all'impresa perché sia possibile accedere alle opportunità economiche che ci sono interne ed esterne. Quindi è una fase